Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. Luciano Spalletti è tornato a parlare di Aurelio De Laurentiis, soffermandosi sul tema del rinnovamento. Qualche tempo dopo, il presidente mi inviò una lettera scritta a mano dal direttore appena assunto del centro di Castel Volturno, che conoscevo appena. Dopo aver esaurito in una riga e mezza i saluti formali del campionato, mi ha esposto la necessità di mantenere il contratto, rispettandone l'automatico rinnovo per un altro anno. Esisteva un'opzione che riconosceva il suo diritto unilaterale ad avvalersene. Quando firmò il contratto, decise che avrebbe prestato servizio per 2 anni più 2 anni di opzione. Ero riuscito a malapena a ottenere 1 anno di questa opzione. Nel suo innato entusiasmo, che a volte rasenta l'eccessiva sicurezza, è facile per il presidente dimenticare che dietro i contratti non ci sono solo dipendenti, ma uomini. Come ti ho indicato in una mia lettera, anch'essa scritta a mano, sarebbe stato utile e giusto che ci parlassimo, per il bene di Napoli. Facendo così, forse, il corso delle cose sarebbe cambiato. Invece già a marzo, intervenendo al Maschio Angioino alla consegna del premio Bearzot che avevo vinto, prese il microfono e si pose la domanda che nessuno gli aveva mai fatto. «Vuoi chiedermi se Luciano Spalletti resterà al Napoli?» ha chiesto il conduttore della cerimonia. «Luciano Spalletti resterà al Napoli», è stata la risposta, forte della convinzione che avrebbe potuto impormi la sua volontà. Ancora oggi molti mi chiedono: ma se il presidente si fosse comportato diversamente, se avesse dimostrato più attenzione e sensibilità, avresti fatto una scelta diversa? Saresti rimasto al Napoli? Una domanda che mi sono sempre lasciata sfuggire. La risposta è sì, se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo e più apertura su ciò che sarebbe stato necessario per riconquistare, alla fine sarei rimasto. In ogni caso, ti sarò sempre grato per avermi permesso di allenare il Napoli. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!